Caccia ai banditi che hanno fatto irruzione in una casa di Fontanellette di Fontanelle, dove i ladri hanno minacciato con la pistola madre e figlio e si sono fatti consegnare soldi e preziosi. Tragedia a Casella d'Asolo, un 18enne si è sentito male in cucina, stroncato da un infarto. La mamma, colpita da malore, ricoverata in ospedale, studiava a Fonte nella stessa scuola del 16enne, morto a Pagnano. Atto di vandalismo shock nel cimitero di Ponte della Priula, scoperchiata la tomba di una donna di Conegliano morta nel 2010 a 35 anni, non è stato portato via nulla, indagano i carabinieri. Ha incassato in nero oltre 400.000 euro, gestiva la doppia contabilità con un sofisticato software scoperto dalla finanza nei guai un noto dentista trevigiano. Si è registrata una notevole adesione allo sciopero dei treni che ha riguardato Trenitalia, Italo e Tren Nord. A Treviso binari vuoti, stazione però piena di gente che ha saputo dell'agitazione solo dalla diffusione sonora. Domani martedì grasso, gran finale del Carnevale da Treviso con la diretta su Antenna 3 della sfilata dei carri allegorici a partire dalle 14. E poi una storia di natura, amore per gli animali che arriva da Tarso, è quella di Gabriele che accoglie in casa gli scoiattoli in difficoltà. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Come sempre, prima di incominciare con i servizi, vi sottopongo il quesito di oggi in vista della nostra trasmissione di prima serata Ring. Olimpiadi 2026, sabato scorso, lo sapete, a Venezia la protesta degli ambientalisti. Intanto il 18 febbraio si aprirà il cantiere per la pista da bob a Cortina. Vi chiediamo cosa ne pensate. Meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob? Per rispondere di sì, come sempre, 0422 1626 691, per dire invece il vostro no, 0422 1626 690, e come sempre vedremo quella che è stata la vostra opinione, il risultato finale del sondaggio in diretta a Ring questa sera dalle 21. Andiamo alla cronaca adesso e incominciamo dalla rapina in casa avvenuta a Fontanellette di Fontanelle. Caccia ai banditi che hanno fatto irruzione in questa abitazione. I ladri hanno minacciato con la pistola madre e figlio e si sono fatti consegnare quanto di prezioso c'era in casa. A me no, a mio figlio sì. A suo figlio hanno puntato la pistola? Sì, perché volevano i soldi, ecco, e basta. Cioè, dopo quando hanno preso i soldi sono andati via. No? Nessuno al momento può sapere se quella fosse un'arma vera o giocattolo. Quello che è certo è che è stata brandita per incutere timore e arrivare dritti al bottino. Sono le 21:30 circa di sabato sera in questo gruppo di case tra i campi a Fontanellette di Fontanelle. Lenis Baseotto, 65 anni, si trova all'interno della sua abitazione al piano terra con il figlio 35enne. Io ero in cucina, stavo lì e quindi ho sentito un rumore, hanno rotto il vetro. Questione di pochi secondi e qualche metro, la donna cambia stanza per capire cosa è successo, inizia l'incubo. Loro stavano entrando da questa finestra, io li ho trovati in camera da letto, tutti e 3. Erano travisati? Sì, erano travisati, avevano il passamontagna, i guanti, scarpe a ginnastica, pantaloni scuri, anche tutte da mimetiche, insomma, ecco. Che accento avevano? Un accento straniero, però non so di preciso di che tipo, se forse dell'est, però non sono proprio sicura. Lenis si trova quindi faccia a faccia con un comando. È lei stessa ad attirare l'attenzione del figlio che accorre. Sono attimi concitati e c'è poi quell'arma che incombe su di loro. I 3 delinquenti si fanno così consegnare le chiavi di una piccola cassaforte dove si trovano dei contanti e dei monili, ricordi di una vita. E noi siamo stati lì seduti, anche perché c'era uno che ci guardava, ci controllava, quindi si poteva... Non vi hanno messo le mani addosso? No, assolutamente no. No, ci hanno detto star tranquilli e basta, non c'era niente. Ma come si fa a star tranquilli in questi Si cerca, bisogna, perché d'altra parte cos'è che fai? Niente, non puoi fare niente. Il bottino alla fine ammonta a circa 2.000 euro con la banda che si dà alla fuga a piedi. Non è escluso che ci fossero altri complici ad attenderli. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Fontanelle con il nucleo operativo della compagnia di Conegliano, ma per la signora Lenis la speranza è soltanto una. Speriamo che non tornino più che altro, ecco.
E prima della rapina i ladri hanno fatto irruzione anche nella casa del cognato, creando il caos. Per fortuna non me li sono trovati davanti. Il governo deve fare qualcosa, dice Costantino Dalbò. Per fortuna che eravamo via. Perlomeno non li ho visti come mia cognata di qua, che lei se li ha trovati davanti e con un'arma puntata anche. Non so a questo punto come siamo arrivati. Parla nonostante tutto di fortuna Costantino Dalbò, perché sabato sera nella sua casa di Fontanellette non c'era nessuno quando i ladri hanno fatto irruzione. Non ha subito quindi la sorte toccata poco dopo a cognata e nipote, vicini di Pianerottolo, che i delinquenti se li sono trovati davanti. Restano però l'amarezza e la paura, oltre ai danni materiali e al caos, come documentano queste foto scattate al rientro. Sono entrati da una finestra con il solito buco, trapano e basta. E cosa vi hanno portato via? Degli orologi e soldi no, niente, perché a parte che non ne abbiamo più a casa. Soldi, 2 catenine d'oro e orecchini e il disastro in casa. Terra, perché sono venuti penso dai campi. Dopo io sono andato a vedere, ma non si riesce a vedere da dove sono entrati. Il sospetto che il comando sapesse dove colpire, il signor Dalbò ritorna con la mente a un episodio dell'autunno scorso. Noi abbiamo avuto una segnalazione fine ottobre, i primi di novembre. Eravamo distesi sul divano e ci è arrivato dentro un fascio di luce. E dopo io sono uscito, però non ho più visto niente. Alla famiglia Dalbò ha portato la sua solidarietà la sindaca Sessolo. Proprio in queste settimane l'amministrazione sta approntando il nuovo sistema di videosorveglianza. Furti, soprattutto anche qui nella zona dell'Opitergino Mottense e anche a Oderzo qualche giorno fa, ne stanno accadendo, ne stanno succedendo, però ecco, c'è una dinamica come questa, ecco, in questi giorni è la prima che sentiamo ed è ovviamente un fatto che ci ha scosso e che ci scuote ovviamente. Bisogna che il governo nostro prenda qualche provvedimento, perché così non si può andare avanti. No, perché sono stati qua da me, ma per tutte le famiglie si può andare avanti così. A casa tua ti vengono dentro e non puoi fare niente. Perché anche se fai qualcosa, dopo cosa fanno? Vai in mezzo a te. E loro sono liberi, tranquilli. Loro non hanno niente da perdere, loro ti fanno tutto. Andiamo avanti con la cronaca. Ha incassato in nero oltre 400.000 euro e gestiva questa doppia contabilità, quella ufficiale e quella non dichiarata, con un sofisticato software scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso dell'accertamento. Nei guai è finito un noto dentista con studio in provincia di Treviso che adesso, oltre a pagare le imposte evase, dovrà pagare anche altri circa 300.000 euro di sanzioni. Il meccanismo era molto semplice. Ai clienti proponeva uno sconto se il pagamento della prestazione professionale veniva effettuato in nero anziché con regolare fattura. Uno sconto che doveva essere abbastanza consistente, visto che i pazienti, rinunciando alla fattura, rinunciavano anche alla possibilità di detrarre la spesa sanitaria dalla dichiarazione dei redditi. Già, perché il professionista in questione è un noto dentista con studio medico in provincia di Treviso. Con questo sistema negli anni il dentista era riuscito a nascondere al fisco incassi consistenti. Con riferimento agli anni d'imposta dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro e ha invece contabilizzato costi indeducibili per ulteriori 285.000 euro, per una complessiva base imponibile sottratta a tassazione pari quasi a 700.000 euro. Singolare e sofisticato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per nascondere gli incassi non fatturati. Abbiamo scoperto che il software che l'odontoiatra utilizzava per gestire gli appuntamenti con i clienti, le schede mediche e le fatturazioni veniva invece utilizzato per di fatto tenere una doppia contabilità. A fianco della contabilità ufficiale, il professionista ne aveva un'altra, ovviamente non esibita nel corso del controllo, nascosta nel gestionale dello studio ed individuata dalle fiamme gialle. È stato così ricostruito il reale volume d'affari del dentista, con un totale di imposte evase tra IRPEF e IRAP di 330.000 euro.
Una notizia questa che colpisce anche la categoria, infatti in merito alla notizia dell'odontoiatra, l'avete sentita, accusato di evasione fiscale dalla finanza, è intervenuta la sezione trevigiana di ANDI, principale sindacato di categoria dei dentisti italiani. Caso isolato, una mela marcia che danneggia l'immagine di tutta la categoria. Ben vengano i controlli da parte degli enti preposti, in questo caso da parte della finanza, ha dichiarato il dottor Dario Danella, che è presidente di ANDI Treviso. Siamo favorevoli alle verifiche finalizzate a individuare e punire chi compie degli illeciti. Adesso andiamo a Asolo, perché Asolo è stata nuovamente funestata da una drammatica notizia che ha riguardato un giovanissimo. A Casella d'Asolo un 18enne si è sentito male in cucina, è stato stroncato da un infarto, a nulla è valso il tentativo di rianimazione. Momenti concitati questa mattina in via Marquai a Casale d'Asolo. Uno studente 18enne, Adel Alvarez, si è sentito male mentre si trovava in cucina. A trovarlo ma incosciente il papà, che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Il genitore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è arrivata anche l'automedica con infermiere e medico di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso da Treviso con l'equipaggio completo, che è atterrato in un campo vicino a via dell'Artigianato a Casale d'Asolo. Per 25 minuti medici ed infermieri hanno tentato di rianimarlo cercando di strapparlo alla morte. Purtroppo il cuore del 18enne non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. Nell'abitazione, stravolti dal dolore il papà e la mamma, che si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Il ragazzo 18 anni, studente, originario di Santo Domingo, viveva in un'abitazione in un quartiere residenziale. La notizia ha subito iniziato a girare. La comunità, i vicini e gli amici del ragazzo sono sotto shock per questa tragedia. E profondo cordoglio è stato espresso in serata dal direttore della scuola Fondazione Opera Montegrappa di Fonte, che è frequentata proprio dal ragazzo. Siamo sconcertati e affranti dal dolore per la perdita di un altro nostro allievo, ha detto Andrea Mangano, dopo quello che nei giorni scorsi ha coinvolto in un incidente stradale Timothy Dalbello. Lo ricorderete, il 16enne morto a Pagnano, travolto dall'auto di un 62enne colpito da malore. Adel Alvarez Hernandez, lo ricordo come uno studente educato e tranquillo che frequentava il secondo anno di operatore servizio alle vendite, perdita incolmabile, eccolo qui, dice il direttore. Per la nostra comunità scolastica la sua morte improvvisa è un tragico evento che lascia tutti noi senza parole. In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più sincera vicinanza a tutta la famiglia. E dunque una scuola colpita nell'arco di pochi giorni da due immense tragedie. E ora veniamo allo sconcertante atto di vandalismo, ma potrebbe esserci altro dietro in realtà, che si è verificato al cimitero di Ponte della Priula a Susegana, dove nel pomeriggio sono intervenuti carabinieri e polizia mortuaria su segnalazione del padre di una donna morta nel 2010 a 35 anni. Qualcuno aveva infatti scoperchiato la tomba e sfondato la bara all'interno di questo loculo, anche se le successive verifiche hanno appurato che non sarebbe stato asportato nulla. Sul posto, insieme al padre della donna, anche il sindaco Gianni Montesel, che ha voluto accertarsi personalmente dell'accaduto, perché stando agli accertamenti la profanazione potrebbe essere collegata a un utilizzo della sepoltura come nascondiglio di materiale illecito, ma non si esclude neppure la pista del mercato di reperti destinati a riti satanisti. Gli autori del gesto sarebbero entrati nel Camposanto varcando il muro di cinta con una scala a pioli trovata nelle vicinanze. Ancora è sospettato di aver ceduto una dose di eroina con cui un 26enne di Breda di Piave è andato in overdose, un giovane tunisino di Mogliano denunciato dai carabinieri. Un 25enne tunisino residente a Mogliano Veneto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Maserata sul Piave, secondo i quali il giovane sarebbe il responsabile della cessione di una dose di eroina a un 26enne di Breda di Piave
colto poi da malore per sospetta overdose. Quando si è sentito male il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Non ha rischiato la vita ma ha dovuto sottoporsi a una serie di trattamenti. L'esame del suo smartphone ha permesso ai militari di risalire al fornitore della droga. Il risultato essere il 25enne di Mogliano, già aggravato da alcuni precedenti penali, che per questo motivo ha subito anche una perquisizione domiciliare. A conferma della sua attività di spaccio sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish e un bilancino di precisione. E un 52enne moldavo residente a Feltre nel Bellunese con alle spalle alcuni precedenti penali è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Vedelago per furto aggravato. Già dipendente di un'azienda di trasporti logistici del luogo come corriere, lo scorso ottobre si era impossessato di un bancale, pensate, di caffè del valore di 2.000 euro che avrebbe dovuto consegnare a una ditta di grande distribuzione di Cesio Maggiore. Le indagini effettuate dai militari di Vedelago, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di appurare che la responsabilità della mancata consegna della merce è da attribuire proprio al 52enne. E ora sulle strade, perché una lunga scia di gasolio che da Casella d'Asolo ha raggiunto i confini con Fonte si è verificata, è stata appurata questa mattina. A allertare la polizia locale di Asolo sono stati degli automobilisti di passaggio. Lungo la provinciale 248 i vigili urbani si sono trovati di fronte a uno sversamento di carburante ininterrotto per 4 chilometri. A perderlo probabilmente un mezzo pesante. Sul posto, come detto, i vigili che hanno chiamato l'azienda per la bonifica. Oltre a un problema di inquinamento, il gasolio, lo sappiamo, può essere pericoloso perché soprattutto all'altezza di rotatorio in prossimità delle curve rende il manto stradale scivoloso e pericoloso per chi è alla guida. L'operazione è durata ore, è terminata poco dopo le 13. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo per parlare dello sciopero dei treni di oggi che ha creato alcuni disagi. Nuovo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo in stazione dei treni a Treviso adesso perché si è registrata una notevole adesione allo sciopero che ha riguardato Trenitalia, Italo e Trenord. A Treviso binari vuoti ma stazione piena di gente che ha saputo dell'agitazione sindacale, per molti di loro dalla diffusione sonora. Il treno regionale 16779 di Trenitalia, previsto in partenza alle ore 12:37 per Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. È stata solo una delle innumerevoli comunicazioni date oggi in stazione a Treviso, accompagnate dai monitor con una lunga fila di tratte cancellate. Questa è la situazione che si è presentata ai tanti cittadini sicuri di potersi spostare col treno. Tutti, dopo un attimo di smarrimento, prima con il naso all'insù verso i tabelloni con gli orari e poi subito giù sul telefonino per comunicare gli inevitabili ritardi per appuntamenti, ufficio, negozi, lezioni. Speriamo che ci sia perché, non lo so, sono molto titubante. Dove devi andare? Devo andare a Castelfranco. E se non c'è il treno che fai? Se non c'è il treno dovrò aspettare quello dopo. Dopo sì, ma quando? Perché soprattutto per Venezia a cancellazioni si aggiungevano altre cancellazioni. Dovevo andare a Venezia a sfilare, però i treni sono soppressi, speriamo che prima o dopo ne parta uno almeno. Rassegnazione, il sentimento più diffuso in una stazione piena di gente ma vuota di treni, ma anche un po' di risentimento per uno sciopero forse poco annunciato. Io stamattina non ho visto niente, anche prima ho guardato gli orari, non è messo che c'è il sciopero. Adesso ho guardato di nuovo, ci sono gli orari ma non c'è messo lo sciopero. E se qualcuno si è convertito agli autobus o a qualche passaggio in macchina, per la maggioranza non è rimasto che, come si dice, mettersela via e aspettare treni, tempi migliori. Me l'hanno detto dopo, quindi non sapevo dello sciopero, quindi mi tocca accettare questa situazione. Questa dunque la situazione. Noi adesso apriamo la pagina sulla politica. A Verona la cena con i pesi massimi di Fratelli d'Italia che studiano la strategia per europei e regionali. Rompe gli indugi Elena Donazzana, assessore regionale, pronta a candidarmi a Bruxelles, dice fuori dai giochi sembrerebbe invece Sergio Berlato.
Io ho dato la mia disponibilità per essere candidata in Europa. Credo che le competenze che ho maturato facendo l'assessore di questa terra, che è la più bella del mondo per me, di una grandissima vivacità imprenditoriale, io l'abbia conosciuta, interpretata e oggi possa difenderla. Pronta a difendere il Veneto e le sue imprese anche in Europa, dice Elena Donazzan, di fatto già in campagna elettorale in vista dell'Election Day di giugno, destinazione Bruxelles. Il curriculum non fa difetto, 19 anni da assessore regionale, né la capacità di attrarre voti, quasi 11.000 le preferenze agguantate nel 2020, quando Fratelli d'Italia era circa il 5%. Manca solo l'ufficializzazione con la diretta interessata che parla del lavoro svolto a Palazzo Balbi e allarga l'orizzonte. Ma anche oggi in un contesto che è quello europeo, che tanto invade la nostra terra con le sue regole spesso distanti dal tipo di impresa che abbiamo, dal tipo di vita che noi viviamo e dalla cultura che noi abbiamo ereditato. E quindi essere presenti in quel contesto oggi per gli italiani e per i veneti è fondamentale. In attesa di capire se capolista sarà la Premier Meloni, variabile tutt'altro che secondaria, i Fratelli d'Italia si preparano a fare il pieno. Solo nella circoscrizione nord-est, che oltre al Veneto conta Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, potrebbero scattare fino a 5 seggi, cosa che un tempo capitava solo alla Lega. Oltre a Donazzan si fa il nome del veronese Daniele Polato, oggi capogruppo in regione. Fuori dai giochi sarebbe Sergio Berlato, che tra l'altro non compare nella foto diffusa da Adolfo Urso qualche sera fa. Una cena per tanti ma non per tutti, condita da sorrisi e dichiarazioni distese. Presenti i pesi massimi del partito, compresi Donazzan e Luca De Carlo, dati anche a più riprese come possibili candidati governatori nel 2025, ma è chiaro che uno esclude l'altro. Bruxelles serve a pesarsi, ma è Venezia il vero obiettivo. Ora parliamo invece dell'ex leghista Leonardo Muraro e l'ammissione dell'errore. Ho sbagliato, dice, a lasciare la Lega per seguire Tosi. Parole apprezzate dal segretario regionale Stefani. Io ho letto i post, non ho avuto altre notizie, per cui conosco la Lega, so che molto probabilmente ci sarà un momento un po' di ragionamento, però io lascio le decisioni agli altri in quanto non mi compete questa decisione. Il post a cui fa riferimento l'ex leghista Leonardo Muraro, per 10 anni presidente della provincia di Treviso, è quello del segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani. Mi fa piacere che Muraro abbia speso parole di stima per la Lega, ha scritto Stefani all'indomani delle dichiarazioni con cui lo stesso ex presidente aveva ammesso di aver fatto un errore a seguire quasi 10 anni fa ormai Flavio Tosi nella sua avventura politica, andandosene sbattendo la porta. Purtroppo nella vita si sbaglia e io ho il coraggio di dire che in quel momento l'ho sbagliato. Un errore di pancia lo chiama Muraro, seguire Tosi, ma vere e proprie manovre di riavvicinamento alla Lega al momento non ce ne sono state. Lega aperta all'impegno di tutti, soprattutto se disgiunto dall'interesse a candidature, ha specificato il segretario. D'altro canto, altri partiti in questi anni, racconta lo stesso Muraro, gli hanno chiesto la sua disponibilità, ma io, dice, sono vecchio stampo. Ho ancora degli ideali, ho già fatto un errore nel 2015, non me la sento di ripetere errori, anche perché lavorare in politica significa dare un impegno. Se sono rose fioriranno, altrimenti io continuo a fare la mia vita e i miei ideali di federalismo, di autonomia e di buon governo rimangono insiti in me. Proprio dalla Marca, da San Fior, partirà venerdì sera il tour sull'autonomia promosso dal Carroccio. La riforma parlamentare sul tema per Muraro è un primo passo, ma non quello definitivo. Potrebbe essere già il primo passo verso, mi auguro, delle autonomie più consistenti, che sono quelle autonomie che derivano anche dalla capacità fiscale all'interno dei propri territori. Adesso andiamo al Carnevale, ultimi preparativi in vista della sfilata dei carri mascherati in programma domani, martedì grasso a Treviso, una sfilata che Antenna 3 anche quest'anno seguirà in diretta a partire dalle 14. Passata la pioggia, ultime ore di preparativi per l'allestimento della sfilata di Treviso. 25 tra carri e gruppi mascherati che si snoderanno lungo il corteo attraverso il centro città, visuale privilegiata dalle mura che fungeranno da tribuna naturale, e quest'anno proprio sulle mura, i bastioni San Marco, ci sarà il palco della giuria.
Abbiamo messo la giuria qui nel grande palco I Bastioni, così ha una visuale completa della sfilata, grazie anche alle camere di Antenna 3 e al grande schermo che ci sarà qui in zona Bastioni. Avremo una visuale praticamente intera dei carri dalla partenza fino a Piazza Duomo. E quest'anno si è puntato ad implementare la sicurezza con l'installazione di transenne su buona parte del percorso. Partenza alle 14:15 da Piazzale Burchiellati e dalle 14 su Antenna 3 inizierà la lunga diretta che consentirà di vedere la sfilata da casa in TV. Prevediamo più o meno 50-60 mila persone che raggiungeranno domani il centro Treviso. A proposito, vi invitiamo a usare anche l'autobus e anche il treno per venire qui domani in centro. 15ª sfilata per Carnevali di Marca e nel giorno della vigilia impazza il Toto Carri. Potremmo puntare su un podio tra Sant'Angelo, che visto la vittoria l'anno scorso è sicuramente tra i favoriti. Suggerirei anche un'attenzione particolare per il carro di Maserata, che è tornato alla grande, il carro di Quarto del Tino e anche il carro di Roncade, ma attenzione che ci possono essere grandi sorprese, anche perché avremo 3 premi, uno per il carro più bello, uno per il gruppo più bello e uno per la coreografia più bella. Dunque attenzione, perché ci potrebbero essere delle belle sorprese. Naturalmente, per consentire il regolare svolgimento dello spettacolo sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta in centro storico, e alle 12 di domani entrerà in vigore anche l'ordinanza che vieta l'uso di bottiglie di vetro, spray e petardi in tutto il centro di Treviso. Carnevale, viabilità e sicurezza per la sfilata dei carri del martedì grasso, tra divieti di sosta e circolazione nel centro di Treviso. Per i parcheggi il primo divieto scatterà già alle 7 del mattino in Piazza Duomo e nell'area del Foro Boario davanti al centro anziani. Il secondo divieto scatterà alle 10 e riguarderà tutta la zona del percorso della sfilata, in modo particolare Piazzale Burchiellati, Viale Burchiellati, Fra Giocondo e Viale Dalviano. Deviazioni, divieti e parcheggi sono indicati dai segnali temporanei posizionati dalla polizia locale, che vigilerà sulla manifestazione con una 50ina di agenti. 50 agenti che saranno sia in uniforme che in borghese. Peraltro ci saranno anche delle pattuglie che vigileranno sui parcheggi, questo per evitare e prevenire fenomeni connessi a furti e a danneggiamenti da parte di vandali. Firmata oggi dal sindaco Conte un'ordinanza per la sicurezza con divieti dalle 12 alle 24. Divieto di avere con sé, utilizzare contenitori di vetro, quindi bottiglie e bicchieri, e materiali imbrattanti come gli spray schiumogeni e spray urticanti. Sarà vietato anche utilizzare e scoppiare petardi o comunque materiali similari. Adesso parliamo di animali e di natura, ma anche rispetto per la libertà degli animali che di solito vivono proprio nell'ambiente. Parliamo di Gabriele, che a Tarso tutti conoscono come l'uomo degli scoiattoli. Ehi là, patata. Il suo nome è Gabriele Sossella, ma per tutti è l'uomo degli scoiattoli, perché la sua casa di Tarso da tempo è diventata rifugio per i roditori feriti o per quelli che hanno perso la mamma. Sono stati trovati senza mamma, probabilmente la mamma o era stata predata o magari è andata a finire sotto una macchina, ma può succedere anche che soprattutto dopo un grande temporale magari i piccoli scoiattoli possono uscire dal nido e cadere per terra, insomma, sotto l'albero. Ma gli scoiattoli che vedete non sono suoi, perché gli sono stati solamente affidati. Questi scoiattoli sono in affido perché non si può assolutamente detenere fauna selvatica senza adeguati permessi. E sarà perché Gabriele fa un po' anche da mamma a questi piccoli scoiattoli. Fatto sta che anziché essere diffidenti lo ricambiano con tanti piccoli gesti d'affetto. Si allattano, se sono veramente piccoli, si allattano purtroppo, per fortuna, si allattano ogni 2 ore. Bisogna allattarli giorno e notte per almeno 2 settimane, per ogni 2 ore. Lo scoiattolo ha moltissima energia ed è uno anche dei problemi di tenerli, perché hanno bisogno di continui stimoli. Se non hanno continui stimoli lo scoiattolo si stressa. Qui non si possono tenere per lungo tempo in spazi ristretti come questo, perché infatti questa stanza è
tutta, diciamo, a loro disposizione. Abbiamo costruito anche un albero per farli muovere, bisogna stimolarli il più possibile. Poi arriva il giorno dell'addio, che comunque viene vissuto con gioia, ma anche con un po' di sofferenza. È sempre un momento meraviglioso, perché appunto finalmente tutta la fatica che abbiamo fatto per allevarli ha il suo fine, il suo senso, li vedi liberi, però naturalmente è anche un momento emozionante e anche di un piccolo dolore, perché ci si affeziona naturalmente, questi animali sono fantastici e si ha un'interazione con loro, ci si affeziona e quindi è un po', diciamo, un amore che bisogna lasciare libero perché possa vivere nella maniera più bella possibile. Prima di andare alle notizie di Belluno, chiederei alla regia di inquadrare l'home page di Treviso Today, perché c'è anche una fotografia di quello di cui parlavamo poco fa, questo caso della tomba aperta e profanata in cimitero a Ponte della Priula, con i carabinieri intervenuti oggi, l'abbiamo detto, perché i congiunti di una 35enne morta nel 2010 hanno trovato la lapide del loculo della figlia aperta e danneggiata. Il movente, come detto, è al vaglio degli inquirenti, potrebbe non trattarsi solo di un gesto vandalico, spregevole, inutile dirlo, ma di un gesto finalizzato a qualcos'altro, a trovare un posto in cui nascondere il provento di furti o qualcos'altro, oppure addirittura per rubare qualcosa destinato ai riti satanici. Vedremo cosa diranno le indagini. Adesso le notizie dal bellunese. E allora parliamo di Olimpiadi 2026. La commissione tecnica del CIO in missione in Veneto dal 20 al 22 di febbraio per una serie di sopralluoghi nelle sedi di gara. L'annuncio del presidente Zaia a 2 giorni dalla contestazione a Venezia e quasi in simultanea l'attacco del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che dice: in Veneto non si è lavorato bene. In Veneto, diversamente dalla Lombardia, non si è lavorato bene rispetto alle procedure, perché se noi siamo indietro come il cucco vuol dire che qualcuno ha sbagliato qualcosa. Flavio Tosi lancia la sua offensiva contro i mega ritardi delle opere olimpiche dal quartier generale di Forza Italia a Padova e il rischio di fare la figuraccia evocata dagli ambientalisti, che dalle parole degli ultimi mesi sono passati ai fatti e dietro l'angolo, perché i tempi per chiudere le opere necessarie allo svolgimento perlomeno delle gare sono risigatissimi. Che arrivare all'ultimo momento a fare una pista rimaneggiata a risparmio perché non sei stato in grado di fare le procedure nei tempi previsti, insomma non è una bella figura. L'altro aspetto è il dopo, bisogna pensare al dopo della pista, ragionare su Cordina con la certezza di un utilizzo intensivo e intenso anche dopo, perché altrimenti si prendono 120 milioni e si buttano dalla finestra. Dobbiamo fare strade, ponti, collegamenti, tangenziali, tutto quello che serve ai comuni, e quindi i soldi vanno spesi bene. Poco meno di 120 milioni di euro, tanto costerà alla fine la nuova pista a Ronco di Cortina, che nascerà sulle ceneri della storica Monti, il cui smantellamento è finito nel mirino della procura di Belluno. Lunedì prossimo a Cortina dovrebbero partire i lavori della Pizzarotti. Ambientalisti e collettivi hanno annunciato proteste clamorose e sulla prima di sabato scorso a Venezia, oggi Zaia, più che sul dissenso, si è concentrato sul danno causato dal deturpamento del manifesto delle Olimpiadi. Non faccio polemica, penso che la protesta sia sale della democrazia, ci mancherebbe, anzi direi la sublimazione della democrazia, però è pur vero che deve essere fatta rispettando una regola: la tua libertà finisce dove inizia la mia. Sarà anche una roba da poco, come ho letto, ha detto qualcuno, ma comunque qualcuno dovrà essere pagato per andare poi a modificare un tabellone e qui delle spese ci sono. Quanto allo slogan che ha accostato il presidente Zaia alla tempesta Vaia. Vaia è stata un'autentica tragedia, aver avuto la fortuna di avere uno che ci ha creduto nelle trattative, aver portato a casa le risorse, oggi si può tranquillamente andare a vedere i cantieri, infatti non mi risulta che ci siano polemiche da parte dei cittadini. Da Palazzo Balbi 2 novità fresche di giornata. La prima, la Giunta stamattina ha indicato il proprio componente nella nuova governance di Simico e sarà la direttrice generale di CAV, Maria Rosaria Campitelli, a rappresentare il Veneto. La seconda, dal 20 al 22 febbraio la Commissione Olimpica del CIO sarà in Veneto per una serie di sopralluoghi tecnici sulle sedi di gara. Gli esiti saranno inviati a Losanna e forse a qualcuno cominciano a tremare le vene e i polsi. La Valle del Comelico deve vivere l'appello del presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, in vista degli imminenti lavori alla galleria che rischiano di isolare per almeno 3 anni le terre alte.
la valle deve vivere, bisogna trovare una soluzione. Non possiamo creare una disertificazione. La risoluzione a questi problemi c'è, non è che non ci sia. Basta avere la volontà di trovarla. Lavori alla Galleria Comelico, Confcommercio si schiera dalla parte degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi che nell'imminenza dell'avvio dell'intervento esprimono grande preoccupazione. Il rischio di isolamento delle terre alte dietro l'angolo e le richieste avanzate dal Comune di Santo Stefano al momento non hanno ottenuto risposta alcuna. Stanno giocando a rimpiattino, riferisce il presidente di Confcommercio Belluno. Si mettano d'accordo. L'importante è che tutti assieme capiscano che la valle non può morire, le attività non possono morire in un momento poi di turismo come quello che abbiamo noi. Trovino una soluzione, la sicurezza prima di tutto, lo dico anch'io, ma la sicurezza può essere coniugata con un discorso intelligente. Fondamentale non interrompere i flussi turistici ma anche la logistica dell'approvvigionamento delle merci. Doglioni afferma: sono convinto che le parti in campo, se vogliono, una soluzione la possono trovare. Uno dei problemi sono i camion che hanno una certa altezza e lì camion in entrata e camion in uscita. Quindi anche se la dovessero trovare per le macchine, devono in qualche maniera cercare di coniugarla anche per i mezzi pesanti. Doglioni si appella a sindaci e al prefetto per dare vita a un tavolo dove si possa stabilire un sistema efficace di gestione della situazione e magari concordare richieste di interventi pubblici compensativi a fronte dei disagi che inevitabilmente si presenteranno. BIM al lavoro a Belluno per la posa di nuove valvole di linea e misuratori di portata in via Vittorio Veneto, via Tiziano Vecellio e via del Vesco. L'intervento di mercoledì 15 febbraio pianificato col Comune che sta operando sul ponte Veneggia renderà necessaria la sospensione della fornitura dell'acqua dalle 8 del mattino fino a fine giornata nella zona della Veneggia e di San Pietro in Campo. I lavori rientrano nel maxi progetto che si concluderà nel 2025 finalizzato a ridurre del 35% le perdite dagli acquedotti bellunesi e quindi attenzione alla sospensione temporanea del servizio. Papa Francesco ha incontrato gli artigiani di Confartigianato Belluno nell'udienza privata che si è tenuta sabato nell'aula Paolo VI in Vaticano. La delegazione bellunese si è unita alle 500 persone provenienti da tutte e 7 le province del Veneto e l'incontro si è rivelato una fondamentale occasione per sottolineare la corrispondenza e adesione del valore artigiano espresso dalle imprese con la loro creatività e la loro passione ai valori cristiani del lavoro e della solidarietà. Papa Francesco più volte ha invitato a rallentare il consumo disumano e a riconnettersi con la natura abbracciando una riconversione ecologica. È tutto per questa edizione dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso le previsioni del tempo. Buona serata, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile grazie al graduale ritorno dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe sarà marcato, grado 3 della scala. Temperature in aumento, valori superiori alla media del periodo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà piuttosto soleggiato, tranne nubi residue lungo la cresta di confine. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 14. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.